Scartiloffio alla napoletana ma online. Dalla Campania una truffa che ha fatto vittime in mezza Italia che a quanto pare sta continuando. 25 le persone che hanno fatto denuncia ai carabinieri dopo aver trovato sui soliti siti internet di vendita di beni usati la telecamera o la macchina fotografica che cercavano, hanno mandato un acconto al venditore, sempre lo stesso, che poi non si è più fatto trovare al telefono. Le somme variano dai 200 ai 600 euro. Il truffatore, un 27enne del Casertano, denunciato a piede libero, avrebbe incassato finora oltre 16.000 euro. In casa sua i carabinieri hanno trovato almeno 14 cellulari con numeri tutti diversi, ma di telecamere e apparecchi fotografici nemmeno l'ombra. Sono arrivati a lui dopo la denuncia di uno dei truffati che aveva versato l'acconto su una carta ricaricabile PostePay. 9 i raggirati in Veneto tra Padova, Vicenza e Treviso, ma almeno altrettanti tra Trentino, Piemonte, Abruzzo e Toscana, giovani e meno giovani. La prima denuncia è partita a marzo 2012. Il sostituto procuratore di Padova, Maria D'Arpa, ha disposto il blocco della PostePay e del conto corrente bancario del Casertano, il quale però pare stia continuando la sua attività truffaldina. I carabinieri indagano per conto di tutti i truffati d'Italia. L'appello è comunque di rivolgersi alle forze dell'ordine indistintamente perché le indagini possano andare avanti. A conclusione del processo, qualora, e non abbiamo dubbi che sia così, vengano riscontrate le sue responsabilità, le persone truffate recupereranno integralmente quanto avevano versato. Si recupera solo se si fa denuncia.